Allora ritorna ai nostri microfoni, sempre con grande piacere. Salutiamo il professore Alberto Zago, storico, grande conoscitore di storia, che salutiamo. Buonasera Alberto. Salve, buongiorno Marisa, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora oggi abbiamo una bella pagina densa di storia, ricca di avvenimenti, ecco, di momenti anche inaspettati. La quarta crociata. Alberto, a lei la parola. La ringrazio. L'ha presentata nel modo opportuno, perché la quarta crociata effettivamente è uno degli episodi più paradossali e controversi del Medioevo, Sì. perché fu frutto di una serie di azioni e controreazioni di diversi protagonisti, ciascuno dei quali ci mise del proprio, e quindi Innocenzo III, il Papa che bandisce la crociata, e quindi il vecchio doge di Venezia, Enrico Dandolo, novantenne, che a un certo punto prende in mano la situazione, e lo spirito cavalleresco dei cavalieri franchi, e i sotterfugi dei bizantini. Ecco, ognuno ci mise del proprio, e l'esito della quarta crociata fu qualcosa di assolutamente imprevedibile. Nessuno degli attori in campo all'alba della quarta crociata poteva prevedere quale ne sarebbe stato l'esito, fondamentalmente, cioè, anticipo, ma lo sappiamo, il sacco di Costantinopoli. Nessuno lo prevedeva, nessuno lo voleva e nessuno l'auspicava. Però come dire, la serie degli eventi alla fine ha fatto sì che si giungesse a quest'esito, dove tutti quanti, chi più chi meno naturalmente, dovettero fare buon viso cattivo gioco, e quindi i grandi vincitori, se vogliamo, furono i veneziani, e gli sconfitti furono i bizantini, furono tutti quei crociati che volevano recarsi in Terra Santa ma che in Terra Santa non ci arriveranno mai, e anche il Papa Innocento III, che aveva un obiettivo, che era quello della crociata di recuperare il Santo Sepolcro, ma che dovette rinunciarvi. Ecco, Allora Alberto, giusto perché magari qualcuno sì, crociata forse se la ricorda, sì, ecco, certo, diciamo anche un attimino, ecco, cos'erano le crociate, e che siamo alla quarta vuol dire che prima ce certo. ne sono state ancora. Certo, è vero. Allora, le crociate furono, in genere erano dei pellegrinaggi armati, spesso e volentieri organizzati dal papato, non sempre a dire il vero, con lo scopo di recarsi in Terra Santa per liberare il Santo Sepolcro. Ricordiamo che il Santo Sepolcro rimase bizantino fino al VII secolo, poi con la grande espansione degli arabi musulmani, Gerusalemme cadde in mano araba e vi rimase fino alla prima crociata. Le crociate si dipanano come periodo storico in circa 2 secoli e mezzo. La storiografia ne conta 8. La prima crociata, la fine dell'undicesimo secolo, dal 1096 al 1099, fu la crociata che un po' tutti ricordano perché fu l'unica, a dire il vero, di tutte le 8 che finì positivamente per i crociati, perché tutte le altre si conclusero o con una sconfitta militare o con dei trattati diplomatici poco dignitosi. Ecco. Nel 1099 invece la prima crociata si concluse vittoriosamente con la presa di Gerusalemme e l'instaurazione di 5 regni crociati che chi più chi meno mettevano capo a Bisanzio, e Gerusalemme rimase crociata cristiana per circa 100 anni, e cadde sotto i colpi del famoso Saladino, di cui parla anche Dante, e se qualcuno ha visto il film Le Crociate con Orlando Bloom, lì si parla proprio della terza crociata e del Saladino che riesce a recuperare in mano musulmana Gerusalemme, che cade nel 1187. Grande smacco per la cristianità, parte subito una crociata per recuperarla, e quella era la terza crociata, quella famosa delle teste coronate. Partecipano Riccardo Cuor di Leone, quello di Robin Hood, Federico Barbarossa, però quella terza crociata fallisce nel 1192 per un motivo o per l'altro, non mi dilungo, fallisce. Gerusalemme rimane in mano musulmana, e sembrava destinata a rimanere tale fino a quando, pochi anni dopo, 6 anni dopo, siamo nel 1198, sale al soglio pontificio Lotaro di Segni, poi al papato come Innocenzo III.
uno dei papi più famosi, più energici, un assoluto protagonista del suo tempo, politicamente parlando. E lui aveva le idee chiare fin da subito, perché sale al Soglio Pontificio nel gennaio del 1198 e già nell'agosto di quell'anno lì emana un'enciclica in cui chiama raccolte alla cristianità per recuperare il Santo Sepolcro, quello che da 10 anni circa a quella parte era stato perduto. E questo appello alla crociata però inizialmente, a dire il vero, cade nel vuoto, perché bisognava coinvolgere innanzitutto le grandi repubbliche marinare, perché erano finiti i tempi in cui i crociati se la facevano a piedi e a cavallo dall'Europa fino a Gerusalemme. Bisognava essere in qualche modo traghettati da chi aveva la capacità tecnica però per allestire una flotta immensa. E qui però fanno un po' tutti orecchie da mercanti inizialmente. Pisa e Genova fingono di non sentire, Venezia risponde dicendo che non poteva essere coinvolta in primo piano perché era da decenni che commerciava con l'Oriente, con l'Egitto, che doveva essere in teoria la destinazione della crociata, e quindi, visto che la sua stessa esistenza dipendeva dal commercio, il commercio dai buoni rapporti col mondo musulmano, non poteva metterci la faccia in primo piano lei. E quindi inizialmente incassa una delusione il Papa, perché non sembra che la cristianità raccolga con questo grande entusiasmo questo appello. E se non che avviene un primo colpo di scena, lei giustamente ha parlato di colpi di scena, è tutto un grande susseguirsi di colpi di scena, perché imprevedibilmente accade che l'anno tenendo un torneo di cavalieri tra aristocratici in Francia, nella regione della Champagne, organizzato da questo Tebaldo III, conte di Fiandra, e a quel torneo partecipa il fior della cavalleria europea, tutti i personaggi imbevuti con gli ideali cavallereschi dell'onore, della gloria e della forza militare, e appare in quel torneo un predicatore straordinario, si chiamava Folco, conosciuto un po' ovunque, dotato sembrava di capacità taumaturgiche. Insomma, per farla breve, predica la crociata, non sappiamo esattamente cosa abbia detto perché non sono rimaste le fonti storiche, ma le conseguenze sono incredibili, perché finito di proclamare la crociata, tutto quel fiore di aristocratici riunito nella Champagne per questo torneo decide di prendere la croce e farsi crociato. Tutti i personaggi che avevano delle clientele molto numerose, per cui potevano muovere un esercito molto numeroso. Vengono nominati 6 plenipotenziari, con a capo questo Guglielmo di Villardin, importante perché poi anche il cronista della crociata, il cronista occidentale, quasi tutto quello che noi sappiamo da parte occidentale della quarta crociata ce lo lascia scritto lui. E inizialmente questi plenipotenziari devono capire a chi rivolgersi per essere traghettati. Si pensava inizialmente in Egitto, perché l'idea era: presa l'Egitto, da cui dipende Gerusalemme, poi sarebbe stato molto più facile anche liberare il Santo Sepolcro, e si guarda in giro e uno a una tutte le repubbliche marinare vengono scartate, prima Marsiglia, Pisa, Genova, e alla fine si propende per Venezia, ben sapendo che Venezia era in quel momento lì la città che aveva le reali capacità tecniche e cantieristiche per allestire una flotta immensa. E allora nell'aprile del 1201 Guglielmo di Villardin e gli altri plenipotenziari si presentano in laguna a Venezia e naturalmente ottengono questo colloquio con il Doge. Doge era un personaggio incredibile, era Enrico Dandolo, appartenente a una famiglia prestigiosissima, è una delle 12 famiglie apostoliche di Venezia, quindi proprio la crème della crème della crème del patriziato veneto. Il Doge giusto, era quello? Sì. Tra l'altro molto anziano, perché aveva circa 90 anni, ed era anche non proprio cieco ma semicieco, ma insomma ci vedeva poco, però nonostante questo aveva una verve, uno spirito, un nervo e anche una capacità organizzativa, un carisma straordinario, e infatti vedremo che lui sarà forse il grande protagonista della quarta crociata. E Enrico Dandolo naturalmente non riceve i plenipotenziari da soli, perché, come già dicevamo, se ricorda in un'altra trasmissione, la promissione dogale obbligava il Doge ad accogliere gli ambasciatori stranieri sempre in presenza dei suoi consiglieri, perché chissà mai cosa avrebbe potuto tramare da solo. Ecco. E quindi riceve i plenipotenziari che chiedono appunto di poter firmare un contratto di traghettamento sostanzialmente. E il Doge ovviamente non risponde subito, non aveva l'autorità per farlo, perché il Doge doveva sempre confrontarci con le altre istituzioni
istituzioni veneziane, chiede prima 4 giorni di tempo per potersi confrontare, poi altri 8, cioè per dire che venne molto ponderata la scelta a Venezia. Si convocarono tutte le varie istituzioni, si convocò la quarantia, si convocò il Maggior Consiglio, insomma dopo una quindicina di giorni si convoca questa grande assemblea a San Marco, nella Basilica di San Marco, con l'assemblea popolare, e lì ufficialmente il Doge afferma che Venezia sì, accettava di traghettare il movimento crociato oltremare, come si diceva in quel momento lì. Certo. E a quel punto bisognava però sottoscrivere il contratto e i veneziani naturalmente erano dei maestri in queste questioni, perché vivevano di commerci da generazioni, per cui li sapevano fare, insomma, dai. Sì, se c'era qualcuno, sì, insomma, di diplomazia, di commerci, loro ci vivevano. Certo. Crociati erano più uomini d'armi, più uomini d'azione, e insomma i veneziani avevano questa capacità, diciamo, in più, che ereditavano dai loro antenati. E il contratto, insomma, consisteva in questo. Alla fine ci fu la convergenza su questi punti qui, e cioè che Guglielmo di Villarden, ripeto, il rappresentante dei crociati, prometteva di arruolare entro un anno la cifra veramente considerevole di 33.000-34.000 soldati crociati. La cifra che dopo vedremo esagerata, ma lui insomma era sicuro del fatto suo, e tra questi anche 4.500 cavalli, perché non dimentichiamoci che i cavalieri ovviamente erano appunto, combattevano a cavallo evidentemente, e dovevano essere trasportati anche questi sul naviglio veneziano. E in cambio, se Venezia avesse fosse riuscita a traghettare questi 35-4.000 uomini al di là del mare, e li avesse anche poi naturalmente assistiti cioè nutriti per un anno, perché bisognava anche assisterli durante la navigazione, i crociati avrebbero sborsato la cifra veramente incredibile per il tempo di 85.000 marchi d'argento. Ora, già detto così può sembrare una cifra altisonante, dico solo che corrispondevano a 20.000 chili d'argento. Dico solo che corrispondevano al doppio delle entrate che in un anno faceva la Francia, oppure che in un anno faceva l'Inghilterra. Per cui stiamo parlando di cifre da capogiro che sono importantissime da valutare per capire poi il prosieguo degli eventi. Ecco, in cambio Venezia cosa avrebbe fatto? Avrebbe creato nell'arco di un anno una flotta immensa. Qualcuno dice di 300 navi, più probabilmente però, facendo i conti, ci sono storici che si sono messi a contarle, arrivano alla cifra di 202 navi. Ecco, più probabile quella cifra lì. Tante è lo stesso, quindi sì, esatto. Penso che in quel momento lì fosse la flotta allestita più numerosa che fosse mai stata allestita fino a quel momento, sinceramente, perché anche la battaglia di Lepanto, poi la Lega Cristiana, quindi comprendendo Venezia e tutti i suoi alleati, arriverà a 230, 240, cioè 200 navi era una cifra straordinaria, e d'altronde sul piatto della bilancia c'erano 85.000 marchi d'argento. Navi tra l'altro che poi dovevano anche avere delle fattezze diverse a seconda della funzione che dovevano assumere durante la spedizione. E inoltre Venezia si impegnava a produrre 50 navi a proprie spese, di armarle con 6.000 uomini, partecipando però, guadagnando così il diritto a partecipare a metà degli introiti che quella spedizione crociata avrebbe incassato lungo il cammino. Questo era l'accordo, era contento il Doge, era contento Guglielmo di Villarden, si sarebbero dati appuntamento all'estate del 1202, l'anno successivo. Per un anno a Venezia, potete immaginare, fu un cantiere a cielo aperto, c'era legname che proveniva dappertutto, dal Piave, larici, abeti e querce dall'entroterra, tutto il commercio di legname a nord di Ravenna cooptato, di Rettato Rialto, tutti i cantieri privati, gli square, i magazzini artigianali, tutta una città che comincia a lavorare per questa quarta crociata. Sarebbe bello vedere l'arsenale come era ridotto allora in questo periodo, chissà cosa entrava. Allora guardi, qui c'è una questione, tocca un nervo scoperto, perché non si sa esattamente l'arsenale quando sia stato istituito, ci sono proprio delle contraddizioni nelle fonti storiche. Qualcuno pensa all'inizio del XII secolo, se così fosse
l'Arsenale naturalmente sarebbe stato coinvolto nella preparazione della quarta crociata. Qualcuno invece dice, ed è più probabile questa seconda prospettiva, che l'Arsenale nacque negli anni 30 del 1200, quindi un po' successivo. Però è anche vero che una certa struttura pubblica, non l'Arsenale ma una certa altra struttura pubblica di cantiere pubblico doveva esserci, sì. E probabilmente in questa struttura pubblica vennero assemblati i pezzi per le macchine d'assedio, le torri, i mangani, le petriere e così via. Ecco, estate 1202, Guglielmo di Villardin si ripresenta a Venezia e insieme al movimento crociato rimane esterrefatto perché i veneziani puntualissimi gli presentano questa flotta di 202 navi prodotte, uscite immacolate dai loro cantieri, pronte per essere per prendere il largo. Tra l'altro navi, dicevo, di tipologia diversa, questo lo sottolineo anche ad onore della cantieristica e della capacità tecnica veneziana del tempo, perché c'erano le galere, che conosciamo un po' tutti quanti, almeno come nomea, che erano navi più strette e lunghe, che erano le tipiche navi da guerra, e quindi con un grande rostro davanti, con i rematori, la vela latina, quella triangolare che poteva intercettare il vento a 360 gradi, che era la nave da guerra per eccellenza e lo resterà fino alla battaglia di Lepanto, quindi fino al 1500, dopo verrà sostituita da altre tipologie di naviglio. Oltre alle galere, sulle quali erano imbarcati soprattutto i veneziani, perché bisognava saperle pilotare e combattere sulle galere, e certo i cavalieri crociati, che erano un popolo, diciamo, terraneo, non erano in grado. Oltre alle galere c'erano gli uscieri, circa 100 uscieri, cioè erano navi che avevano delle passerelle che potevano essere calate da poppa, quindi dalla parte anteriore della nave, per permettere ai cavalieri crociati di scendere dalla nave già direttamente a cavallo e con l'armatura indossata, con l'acqua fino alla cintola, per poter guadagnare la spiaggia già in formazione d'assalto. Quello era un vantaggio non da poco, perché un conto è toccare terra disorganizzati, un conto è toccare terra già in formazione d'assalto, no? Sono, come dire, due tattiche d'assalto. Ecco, queste navi, gli uscieri consentivano, esatto, di fare, di approcciare il terreno nemico in questo modo. E poi c'erano le navi tonde cosiddette, erano una quarantina, potevano essere a 2, 3, 4 ponti, cioè 4 piani, contenevano 500 persone, molto grandi, e queste servivano più che altro per il trasporto del materiale, e quindi pensiamo a tutti quei pezzi di legno da assemblare con cui fare le torri d'assedio, con cui fare le petriere, i mangani, le catapulte, insomma tutti quegli attrezzi che servivano per assediare le città nemiche in linea teorica, oltremare in Terra Santa. Quindi Guglielmo di Villardin, contentissimo perché vede questa flotta mai vista prima davanti a sé, in grave imbarazzo però, perché se i veneziani erano stati puntuali, lui, non era neanche colpa sua, ma lui era il rappresentante, non lo fu altrettanto. Aveva previsto e promesso 33-34 mila crociati, se ne presentarono 10.000. Ecco, ci furono diversi motivi per questi ritardi, insomma adesso non mi soffermo, e non dipesero da lui, però di fatto il grosso problema qual era? Non solo che la potenza di fuoco militare era molto inferiore, un conto avere 30.000 uomini, un conto 10.000, ma dopo c'era un problema economico, perché erano i crociati stessi che avrebbero contribuito ad arrivare a quella cifra di 85.000 marchi. Se mancano i crociati, chi è che ci mette i soldi? Chi paga, perché Venezia, questo è determinante, perché Venezia, che viveva di commerci, per un anno ha bloccato sostanzialmente tutta la sua economia e tutta la sua cantieristica facendo un investimento, e quindi pensando poi di rientrare nelle spese con quegli 85.000 marchi. Non li avesse ricevuti, andava in gravissima crisi il sistema veneziano, per cui qui, ripeto, stiamo parlando di cifre enormi, il doppio delle entrate del Regno di Francia, per cui ecco, cifre che avrebbero messo in crisi qualsiasi Stato. Il problema erano i soldi. Allora qui 10.000 crociati che in qualche modo ci credevano e si autotassano e danno il loro vasellame e danno tutti i soldi che hanno, e Bonifacio di Monferrato, che diventa poi il capo dei crociati, dà tutto quello che ha, ma non arrivano a più di 50.000 marchi, e quindi arrivano a 2/3 fondamentalmente, e una bella fetta rimaneva fuori.
come fare e come non fare era un problema, perché Venezia doveva essere pagata. Intanto i cavalieri crociati venivano ospitati sul Lido, non a Venezia naturalmente, perché è pericolosissimo ospitare un esercito armato in città, non lo si tiene in una posizione dove non può nuocere. Sul Lido non potevano andare da nessuna parte perché dovevano essere traghettati dai veneziani per muoversi, evidentemente. E ogni giorno che passava quell'esercito costava, perché bisognava nutrirlo, per cui più il tempo passava e più era un investimento a perdere. Ed ecco che interviene il carismatico Enrico Dandolo, il nostro doge, sì, che mette sul piatto della bilancia questo accordo, che poi viene accettato per forza di cose dai crociati, e cioè afferma che se i crociati avessero ceduto la direzione della crociata ai veneziani, poi gli introiti della crociata sarebbero stati dirottati tutte nelle casse dei veneziani fino ad arrivare ad ottenere quella somma che mancavano, quei 30-35 mila marchi d'argento. E i crociati non possono fare altro che accettare, se no avrebbero dovuto tornare a casa e senza con un nulla fatto. Quindi la direzione passa in mano veneziana, Alberto, è così? Certamente, passa in mano al doge, esattamente, che pone sì, perché a quel punto è il coltello dalla parte del manico. Sì. Essendo inadempienti, i crociati accettano di cedere a lui la direzione della crociata. Lo scopo rimaneva quello, a questo momento del racconto, lo scopo per tutti rimaneva quello, la crociata con ogni probabilità con destinazione Egitto, per i motivi che dicevo prima. Sì. Però la direzione della rotta e dell'organizzazione è in mano al doge. Sì. E il doge pone subito una prima condizione, pro domo sua, evidentemente, di Venezia, e quindi, visto che era di strada, perché si trattava di navigare verso sud dell'Adriatico, transitare per Zara. Zara è una città che sappiamo adesso si trova più o meno al centro della Croazia, no? In Dalmazia, più o meno a metà altezza. Era una città che, a dire il vero, era da più di un secolo che giocava col fuoco, perché gli zaratini erano proprio al confine tra due mondi, quello veneziano da un lato, che stava prendendo l'egemonia nell'Adriatico, e quello ungherese dall'altro, che si stava espandendo nell'entroterra, acquisendo anche il regno di Croazia. Per cui gli zaratini, tra l'altro era una città ottimamente fortificata, quindi molto difficile da espugnare militarmente, era, ripeto, da un secolo che si vendevano ora agli uni, o si cedevano, magari diciamo così, ora agli uni, ora agli altri, dettando le condizioni, quindi la maggiore autonomia possibile, il maggior trattamento economico possibile, e prendendo un po' in giro tutti quanti, perché negli ultimi 100 anni Zara passò da una parte all'altra per 7-8 volte, per cui per 7-8 volte i veneziani dovettero, accettare questi rovesciamenti degli zaratini. E tanto che addirittura anche Enrico Dandolo, che diventò doge nel 1192, per cui era già doge da 10 anni, insomma, quando comincia la quarta crociata, Enrico Dandolo, consapevole di non riuscire più a prendere militarmente Zara, nonostante ci fossero stati diversi tentativi, rinuncia al titolo di doge di Dalmazia e mantiene solo il titolo di doge di Venezia e di Croazia. Quindi un certo smacco anche per Venezia, che era consapevole di non avere la forza militare per espugnare quella città. Adesso quella forza militare ce l'aveva. Aveva i crociati, aveva una flotta immensa, ci si poteva recare a Zara per ridurla all'obbedienza, come era stata fino a 20 anni prima. E così la flotta parte, era il 10 ottobre del 1202, e subito fa scalo a Trieste, fa scalo a Muggia per debellare dei pirati, per riottenere l'obbedienza di quelle città. Finalmente, dopo un mese, era il 10 novembre, arriva a Zara. E comincia l'assedio di Zara, viene rotta la catena del porto e comincia l'assedio. Gli zaratini propongono la pace, il doge la respinge perché doveva avere lui ai veneziani il dente molto avvelenato con questa città superba e arrogante che da decenni si prendeva. Gli zaratini sapevano che erano odiati dai veneziani, probabilmente anche dagli ungheresi, però dopo ciascuno faceva un po' il proprio interesse. E in questo momento qui interviene anche il legato del Papa, Innocenzo III, che stava seguendo la flotta veneziana fin dalla partenza, e quindi si trovava a Zara. E il legato
proibisce ai crociati e ai veneziani, perché distinguiamo due gruppi: i crociati sono i cavalieri franchi e i veneziani sono i veneziani, in genere si distinguono così, che in quel momento naturalmente navigavano insieme. E proibisce l'assalto di Zara. Perché? Perché quella grande spedizione era una spedizione crociata, lo scopo era liberare il Santo Sepolcro. Gli zaratini erano cristiani, cattolici tra l'altro, non solo. In quel momento, appunto perché i ribelli da Venezia si erano sottoposti all'autorità del re di Ungheria, diciamo ungherese croato perché aveva entrambe le corone, che si chiamava Emerico, il quale si era fatto crociato anche lui, cioè formalmente stava appoggiando quella crociata. Per cui arriviamo al paradosso che dei crociati attaccano degli altri crociati a Zara, no? Invece di dirigersi in Terra Santa. C'è da dire anche però, perché bisogna anche dirla tutta, che con ogni probabilità Emerico si fece crociato proprio per evitare l'assalto dei veneziani, perché facendosi scudo della croce, diciamo così, aveva un ottimo argomento diplomatico per denunciare l'attacco veneziano se ci fosse stato, perché non sembra che avesse la minima intenzione di prendere la croce e recarsi in Terra Santa. E questo, insomma, i veneziani che non erano sprovveduti lo avevano odorato, per cui non si fecero troppi problemi né i veneziani né i crociati e diedero l'assalto alla città di Zara. E già qua possiamo capire, lo dico adesso una volta per tutti, quanto contò il Papa da quel momento in poi nella quarta crociata. Praticamente niente, perché Innocenzo III fu sì il grande promotore della crociata, ma fin da subito, ripeto, siamo il 10 novembre del 1202, 1203, fin da subito cosa succede? Che il Papa rimane uno spettatore passivo. Però uno spettatore c'è rimasto male, no? Mi pare che era in disaccordo con questo assalto. So che assolutamente pare sì, che non sapesse nulla. È vero o non è vero? Aveva intuito qualcosa? No, lui manda una lettera in cui proibisce l'assalto, c'è proprio una lettera in cui proibisce l'assalto. Quando poi l'assalto, dopo 5 giorni d'assedio, Zara cade e il Papa scomunica i crociati. E quindi la reazione è molto dura, scomunica, non scioglie l'esercito perché dopo tanta fatica per allestirlo, l'esercito c'era e in qualche modo doveva essere dirottato in Terra Santa, però giunge la scomunica con la clausola che sarebbe stata sciolta se Zara fosse stata restituita al suo legittimo possessore, Emerico, e fossero stati restituiti i beni razziati in città, cosa che peraltro non avvenne evidentemente perché la città rimase sotto il dominio veneziano. Però pensi un po' che anche qui i crociati cominciano a dividersi, perché i crociati francesi mandano una delegazione loro, escludendo i veneziani, chiedendo al Papa di scioglierli dalla scomunica. Siamo nel gennaio dell'anno successivo, del 1203, sì, in gennaio del 1203, perché Zara cade, eravamo nel novembre del 1202. Nel gennaio del 1203 questa delegazione arriva a Roma e pensi un po' cosa dice questa delegazione, che i crociati, cioè i cavalieri franchi, non avevano colpa perché il governo della spedizione era nelle mani del doge, quindi loro erano stati obbligati ad assaltare Zara per fare gli interessi dei veneziani. Se fosse dipeso da loro non ci sarebbero andati. E quindi il Papa scioglie i crociati dalla scomunica, a patto però che non avessero ripetuto simili azioni in futuro, e invece emana una scomunica specifica per i veneziani, che a questo punto vengono identificati come i responsabili di quell'attacco ad una città nemica. Ecco, faccio notare la disonestà della delegazione crociata, perché in realtà loro già sapevano, al colloquio col Papa, che la crociata sarebbe stata dirottata a Costantinopoli. Invece di fronte al Papa giurarono che non avrebbero ripetuto quegli attacchi a stati cristiani. Hanno scansato. Insomma, un po' il gioco delle parti. Ma per rispondere alla sua domanda, che il Papa l'obiettivo del Papa era la liberazione del Santo Sepolcro, e lui giunge sempre in ritardo sugli eventi, sempre in ritardo. Uno, perché ci mettevano circa un mese le notizie andare avanti e indietro, da Costantinopoli a Roma ci si metteva un mese, insomma, per portare le notizie, quindi un mese andare, un mese tornare. Il Papa era sempre in ritardo sugli avvenimenti, che poi si susseguirono in maniera anche molto repentina, per cui essere in ritardo era politicamente un problema, ma anche le sue decisioni, una volta che arrivavano, erano
erano ormai ritardate di almeno un paio di mesi, perché gli eventi avevano già superato le varie scomuniche o i vari anatemi papali, insomma. Per cui rimase uno spettatore passivo che dovete fare in qualche modo buon viso a cattivo gioco. Però se fosse stato per lui lo scrive più volte, Sì. mai si sarebbe dovuto attaccare Certo. Costantinopoli, perché né lo scisma della Chiesa ortodossa né il colpo di Stato che ci fu a Costantinopoli, ci torno tra un attimo, che detronizzò il suo legittimo imperatore, erano motivi sufficienti per poterla attaccare. Questo lo scrisse chiaramente, ma semplicemente non lo ascoltò nessuno. Insomma, c'è anche da dire questo. E allora cosa succede? Siamo a Zara e Sì. i crociati decidono Zara viene presa, e ormai siamo nel novembre, ripeto, del 1202, e i crociati decidono di svernare lì perché il Mediterraneo non era navigabile d'inverno. Mentre svernano lì vengono raggiunti, anche questo è un altro colpo di scena, imprevedibile, dagli ambasciatori di Alessio IV. Che era questo Alessio IV? Era il figlio dell'imperatore detronizzato a Bisanzio. A Bisanzio c'era un imperatore, si chiamava Isacco II della dinastia degli Angeli, che venne detronizzato pochi anni prima, nel 1195, detronizzato tra l'altro da suo fratello, che si chiamava, adesso spero di non fare confusione con i nomi, perché si chiamano tutti Alessio, si chiamava Alessio III. Quindi avevamo questo imperatore Isacco II che viene detronizzato da suo fratello, Alessio III, che lo fa imprigionare, gettare in carcere e anche accecare. Ecco, andavano molto d'accordo in quella famiglia. E fece imprigionare anche il figlio di Isacco II, che quindi era suo nipote, che era questo Alessio IV. Alessio IV riesce a fuggire da Costantinopoli e lui sa che suo padre sarebbe stato il legittimo imperatore, quindi di conseguenza anche lui, Alessio IV, in quanto suo figlio. Però sul trono c'era suo zio, che era questo Alessio III, che si impone con la forza. E allora questi ambasciatori mandati da Alessio IV raggiungono i crociati a Zara e propongono un patto incredibile. E se i veneziani, con la forza militare che disponevano di quel momento, avessero aiutato Isacco II a tornare sul trono, visto che lui era il legittimo imperatore, Isacco II e anche suo figlio Alessio IV in cambio concedevano una serie di vantaggi veramente straordinari, ovvero avrebbero concesso di finanziare la crociata di loro spese per un ulteriore anno. Questo perché il dirottamento a Costantinopoli avrebbe allungato i tempi e dopo rimaneva il problema chi nutriva la flotta, i cavalli mangiavano 2 kg di biada al giorno, 15 litri d'acqua, insomma. Ecco, c'erano delle spese vive, ma non solo, avrebbero fornito uomini, armi, avrebbero saldato loro quel famoso credito che ancora vantava Venezia, quei 35.000 marchi, e addirittura sul piatto della bilancia gettarono, anche questo era un elemento molto pesante, l'unione delle due chiese. La Chiesa ortodossa, che si era scissa da quella cattolica di Roma nel 1054 ancora, quindi un paio di secoli prima, e che non creando questo scisma che non si ricucì più, era in procinto, stando a questa proposta, di riunirsi alla fede cattolica e quindi tornare a riconoscere il Papa di Roma come il Papa universale dei cristiani. Obiettivi nobili, obiettivi importanti? Erano obiettivi, sì. Straordinariamente incisivi, straordinariamente. E infatti Enrico Dandolo e Bonifacio di Monferrato, che era il capo dei crociati, accettarono la proposta. E quindi la flotta si rimise in marcia nell'aprile del 1203, quando le condizioni atmosferiche lo consentivano. Cominciano a navigare tutta la costa, si navigava sempre sotto costa, arrivano a Corfù, e Corfù viene liberata tra l'altro dalla presenza dei genovesi, e lì Alessio IV fisicamente si unisce ai crociati, quindi si imbarca con loro e tutti insieme fanno vela verso Costantinopoli e giungono a Costantinopoli il 23 giugno del 1203. L'arrivo fu qualcosa di incredibile, perché i primi ad essere stupefatti furono i crociati stessi,
veneziani forse meno, qualcuno l'aveva già vista, ma i crociati, che ripeto erano popoli terragni, Costantinopoli, ne avevano certo sentito parlare, ne avevano sentito la fama, le gesta, ma le cronache lo raccontano, vedere quella città che era la più bella al mondo, questi palazzi fastosi, queste chiese straordinarie, una città immensa, ecco, lasciò tutti quanti sbigottiti. Anche forse un po' frustrati, perché Costantinopoli era cinta dalle famose mura teodosiane che risalgono addirittura al V secolo d.C., ma che rendevano quella città assolutamente imprendibile. La vecchia Bisanzio, no? La mitica Bisanzio. Sì, fondata da Costantino, poi ci furono una serie di cinte successive, una prima di Costantino, poi ripeto di Teodosio 100 anni più tardi, siamo all'inizio del V secolo, ma che di fatto resero quella città inespugnabile, e ci furono molti tentativi di espugnarla, perché nel corso dei secoli, perché ci provarono gli Avari, ci provarono i Persiani, ci provarono 2 volte gli arabi che giunsero fino a Costantinopoli, ci provarono i bulgari, ci provarono i russi, però resistette sempre, era sempre stata inespugnata. E i crociati, vedendo quella cinta straordinaria, era cinta a 360 gradi sia sul lato del mare sia sul lato di terra. Sul lato di terra c'erano addirittura 3 cortine, una con 200 torri, con un fossato davanti. Insomma, se resisteva da secoli, un motivo c'era. E naturalmente qualcuno dovete farci qualche domanda, no? Se fossero riusciti in caso di necessità di espugnarla, perché in realtà si sperava che la sola presenza militare di quella flotta immensa convincesse i costantinopolitani a ribellarsi ad Alessio III, l'usurpatore, aprire le porte ad Alessio IV e riconsegnargli il trono. E quindi la flotta veneziana fece bella mostra di sé, con gli stendardi al vento, con le lance verso l'alto, con le trombe, con i canti, e naturalmente ricodandolo con il suo bello stendardo di San Marco, e vicino a lui Alessio IV, il figlio dell'imperatore, che sperava di essere acclamato dal popolo. Nulla di più falso, perché i costantinopolitani si riversarono sugli spalti, chi sulle case, chi sui campanili, perché tutti erano pure loro ammirati da quella flotta mai vista. Bisanzio era da anni che non aveva una flotta propria, si appoggiava a quella di Venezia, insomma, sostanzialmente. E però la reazione quale fu? Quando andava bene, di silenzio, se no di fischio, di insulti, perché Alessio IV si faceva forte di chi? Ma tutto sommato degli odiati latini, perché ci furono momenti di grande tensione a Bisanzio con i veneziani, in genere con i latini, per cui che il figlio dell'imperatore tornasse supportato dalla forza dei latini, era qualcosa che paradossalmente rendeva più simpatico Alessio III, l'usurpatore, per cui costantinopolitani si strinsero attorno a lui. E vedo che stiamo andando avanti col tempo, ma io proseguo se lei mi dice che posso proseguire ancora. Abbiamo ancora 10-15 minuti dopo mi allora stringo. Allora niente, vedendo i crociati e i veneziani che non bastava questo sfoggio di forza per farsi aprire le porte, si decise sostanzialmente di dare l'assalto alla città. E quindi venne innanzitutto spezzata la catena del Corno d'Oro. Il Corno d'Oro è quella specie di fiordo che lambisce il nord-est di Costantinopoli. Si chiama Corno d'Oro perché lì c'erano tutti i quartieri più importanti, gli scali più commercialmente più redditizi. Rompe questa catena, entra nel Corno d'Oro, e i crociati si acquartierano a Galata, che era il quartiere che stava dall'altra parte del Corno d'Oro, quindi fuori da Costantinopoli, ma proprio di rimpetto, e pensando a come espugnare la città. Insomma, per farla breve, l'attacco finale avvenne il 17 luglio di quel 1203, e la tecnica d'assedio fu un'invenzione veneziana in qualche modo, perché fu Enrico Dandolo a schierare la flotta su due grandi file, le navi più piccole con arcieri e catapulte davanti, le navi più grandi con le torri d'assedio dietro. Tutte le alberature delle navi vennero unite tra di loro con delle corde,
Su queste corde vennero, diciamo, appese delle portantine volanti, come fossero delle altalene, per capirci, sulle quali posizionare degli arcieri, che ottennero il vantaggio altimetrico sui difensori, perché la posizione più alta era quella dei veneziani, anche rispetto alle mura di Costantinopoli, proprio grazie all'alberatura delle navi. E in forza di questa posizione di vantaggio, alcuni veneziani riuscirono a saltare al di là delle mura e a occupare 25 torri. Finisce la giornata di quel 18 luglio e cosa succede? Che l'imperatore scappa, Alessio III scappa, e in fretta e in furia la corte bizantina recupera dalla prigione Isacco II e lo ripone sul trono per togliere ai crociati la scusa per proseguire con il loro attacco. E in effetti la cosa funzionò, perché il giorno dopo, quando ai crociati venne notificato questo cambio di guardia e che la loro richiesta, e quindi il reinsediamento sul trono di Isacco II, venne esaudita, loro non depredarono la città, perché anche questo è da sottolineare: i crociati e i veneziani non partirono né con l'idea di assaltare Costantinopoli né di depredarla, ma di sostituire al trono Alessio III con Isacco II. E infatti, quando questa cosa avvenne, i crociati sospesero ogni attività bellica e cominciarono a scendere a patti con l'imperatore. Quindi erano state fatte una serie di promesse che dovevano essere mantenute. In sintesi, Isacco II ormai era anziano, era cieco, e eleva a coimperatore anche il figlio, quello stesso Alessio IV che aveva fatto tutte quelle promesse ai veneziani. E Alessio IV, per farla breve, decide di non rispettare le promesse, proprio di punto in bianco, e decide di cavalcare quel sentimento fortemente anti-occidentale che serpeggiava un po' ovunque in città e di rimangiarsi la parola. Questo era un atto gravissimo, perché i veneziani non potevano tornare in patria con un nulla di fatto, sarebbe stata una catastrofe da un punto di vista della reputazione internazionale e da un punto di vista economico. Proseguire per la Terra Santa non potevano, perché non avevano più i mezzi, perché avevano bisogno degli scagli, dei rifornimenti, e con una Bisanzio ostile era assolutamente impossibile. Per cui procedere non si poteva, tornare non si poteva, l'unica soluzione era tornare a dare l'assalto alle mura di Costantinopoli per prendere la città con la forza e farne quindi una base logistica fedele, eventualmente per proseguire con la crociata. E avvenne proprio, ci fu anche un dialogo curioso tra Enrico Dandolo e Alessio IV, lo riportano le fonti. Immaginate, no, questo giovane imperatore spavaldo e anche un po' truffaldino che parla con questo anziano doge. A un certo punto Enrico Dandolo gli dice: ma è vero che tu non vuoi mantenere le tue promesse? E risponde: no, ho deciso che non lo farò. E dice: ah sì, davvero non vuoi? Adesso cito a memoria, i miei dialoghi ci sono rimaste le fonti. E dice: ah sì, non è vero, non vuoi promettere, stai molto attento ragazzo, perché figurate, per un novantenne erano un po' tutti ragazzi, no? Stai molto attento ragazzo, perché noi, e dice proprio così, noi ti abbiamo cavato dal fango, non dice fango ma potete immaginare il termine, e come dal fango ti abbiamo cavato, così ti ributteremo, stai attento perché potremo farti molto male. Ecco, questi erano i toni della discussione del doge novantenne con l'imperatore bizantino. Niente, Alessio IV decide di mantenere questa politica di ostilità e aumenta la tensione in città, serpeggia il malumore e c'è un ennesimo colpo di stato a Bisanzio. E Alessio IV viene fatto catturare, gettato in carcere e strangolato immediatamente. E al suo posto sale al trono, e questo si chiamava anche lui Alessio Ducas Marzufluo, che sale al trono come Alessio V, nuovo imperatore. Siamo nel gennaio, del febbraio del 1204 a questo punto. Alessio V decide di mantenere questa ostilità nei confronti dei veneziani, fa allestire le difese dando per scontato che ci sarebbe stato l'assalto definitivo, il quale effettivamente ci fu. E ad aprile furono 3 giorni di battaglia, per cui il secondo assalto fu molto più complicato del primo, anche perché il primo durò un giorno sostanzialmente, il secondo 3, dal 9 al 12 aprile 1204. Durò di più perché evidentemente i costantinopolitani avevano visto qual era
tattica d'assalto dei veneziani e predisposero opportune difese, e quindi vedendo che i veneziani avevano guadagnato il vantaggio altimetrico e quindi attaccavano da posizioni più alte rispetto alle loro mura, che pure, ripeto, non erano affatto basse, costruirono, parlo dei costantinopolitani, delle torri di legno sui loro spalti stessi, in modo da guadagnare ancora più metri in altezza. Nonostante questo accorgimento, con la stessa tattica usata qualche mese prima, i veneziani fecero oscillare, anche grazie al vento che aumentò il moto ondoso e fece beccheggiare di più le navi, e diciamo che a mo' di altalena queste pensiline volanti oscillavano sempre di più, consentirono a un francese e a un veneziano di guadagnare il controllo di una torre, li legarono una corda e consentirono poi a molti altri, o attraverso la corda o alle scale, di dare l'assalto alle mura e di prendere possesso di una piccola parte della città, perché Costantinopoli era immensa, e quindi il giorno era il 12 aprile, sì, quel giorno finì con i crociati che conquistano una piccola parte di Costantinopoli. La notte la passavano all'interno di questo quartiere, temevano l'attacco notturno dei costantinopolitani, per difendersi incendiano buone parte delle case circostanti, dando vita ad un incendio che fece diversi danni. L'imperatore Alessio V, che era il terzo in pratica nel giro di pochi mesi, scappa. Il giorno dopo, quindi era il 13 aprile 1204, passata la notte incolume, i crociati, in questo caso intendo proprio i cavalieri franchi, salgono a cavallo, sono bardati di tutto punto, si schierano in formazione d'attacco, pronti a dare battaglia strada per strada a Costantinopoli, ma vengono raggiunti dalla delegazione costantinopolitana che gli informa che l'imperatore era fuggito, che a Costantinopoli non c'era più nessuna difesa, nessuno che volesse nemmeno difendere la città, e che quindi consegnavano la città nelle mani dei crociati. E per tre giorni i crociati a quel punto misero veramente al sacco Costantinopoli, e fu una pagina molto brutta, condannata anche questa dal pontefice. Il pontefice verrà a saperlo diversi mesi dopo, ma ne rimase molto rattristato, perché da un lato era euforico perché con la conquista di Costantinopoli ci fu questa unione, almeno formale, diciamo, della Chiesa ortodossa con la Chiesa cattolica. Poi durò molto poco, perché in realtà l'impero bizantino si trasferì in Asia Minore, al di là del Bosforo, a Nicea, e lì venne creato un nuovo imperatore e un nuovo patriarca ortodosso che mantennero la continuità culturale, diciamo, e politica con l'impero bizantino. Però diciamo che da un lato il Papa era contento perché si ventilava l'ipotesi di unire le chiese, dall'altro lato fu estremamente rammaricato per il saccheggio della città di Costantinopoli, e disse perché scrisse molte lettere in questo periodo, e disse che, anzi fece una domanda retorica: ma come possiamo sperare che gli ortodossi ritornino nel seno della Chiesa cattolica se poi i crociati si comportano in questo modo? Certo. Perché vennero razziate case, palazzi, chiese, addirittura vennero aperti addirittura per far capire alcuni sarcofagi di antichi imperatori per razziarne gli ori, i gioielli con i quali erano stati tumulati, insomma, no? E per cui fu una pagina molto, molto brutta. C'è da dire che i cavalieri crociati furono più irrispettosi dei veneziani. I veneziani, se non altro, di fronte alle opere d'arte, se non altro se le portavano via e le conservavano, mentre i cavalieri crociati delle volte le distruggevano, forse anche inconsapevoli del valore, insomma. Però ecco, c'è anche da dire, poi termino se vuole farmi qualche domanda visto che il tempo sta correndo, che con quella quarta crociata, come è noto, giungono in Occidente dei tesori di straordinario valore, i quali, così, sì, per esempio, i quali, adesso magari faccio un breve elenco, i quali se fossero rimasti a Costantinopoli, possiamo provare a dirlo noi con il senno del poi, naturalmente i crociati non ragionavano con questa logica, se fossero rimasti a Costantinopoli, quando poi Costantinopoli cade nelle mani turche, probabilmente sarebbero stati dissipati molti di questi tesori. Per cui ecco, col senno di poi, che però, ripeto, non era la logica dei crociati, possiamo dire che forse da un certo punto di vista fu il male minore. Però è chiaro che questo è un argomento controverso, ecco, Costantinopoli hanno ancora il dente avvelenato con i crociati. Sì, per esempio giunsero a Venezia la famosa quadriga,
sì, che ancora oggi è svetta, no, sulla facciata di San Marco. Quella è una copia, l'originale nel museo, ma sì, quella sì, quadriga lì, che è l'unica quadriga che ci proviene del mondo classico, viene dalla Quarta Crociata. sì. Oppure il tesoro di San Marco, che si trova nella Basilica di San Marco, quindi reliquie La preziosissime. famosa pala. Sì, beh, allora la pala è un po' precedente, quella è stata Eh, impreziosita, a dire il vero, nel corso dei secoli, perché la eh. pala comincia già ad essere plasmata alla fine dell'undicesimo secolo. Siamo a cavallo tra l'undicesimo e Sì, il dodicesimo. Arrivano soprattutto, arriva la famosa la Madonna Nicopeia, che si trova nel transetto sinistro della Basilica di San Marco, immagine considerata miracolosa, e giungono delle reliquie, il cranio del Battista, il braccio destro di San Giorgio e il preziosissimo sangue di Cristo, tutte cose che si trovano ancora oggi conservate sì, sì, nel sì, tesoro di San Marco. sì, Ma ancora, forse una cosa più visibile, i famosi tetrarchi. Quando si fa per sì, entrare in Palazzo sì, Ducale dalla Porta della Carta, sulla sinistra c'è quello spigolo che emerge sì, dalla basilica, che appunto quattro. contiene il tesoro di San Marco, e lì sono installati questi tetrarchi, sembrerebbero Diocleziano e gli altri Augusti e Cesari, che provengono appunto, sono due come dire, un basso rilievo in porfido che proviene da Costantinopoli, ma anche la Marangona, che è La la campana campana. più grande, Mm. che sta sul campanile di San Marco, il cosiddetto El Paron, proviene anche quella da Costantinopoli. Ma dopo pensiamo al corpo di Sant'Elena. Sant'Elena era la madre di Costantino, non è proprio l'ultimo personaggio storico, è colei che ha fatto fare gli scavi archeologici in Terra Santa e che ha trovato la vera croce, quella che i crociati portavano in battaglia. Il corpo di Sant'Elena si trova sull'isola di Sant'Elena a Venezia. Quando voi arrivate a Venezia in stazione, a piedi 45 minuti, esattamente dall'altra parte di Venezia trovate l'isoletta di Sant'Elena con la chiesa di Sant'Elena e il corpo della santa, è la madre di Costantino, il corpo di Santa Lucia, per dire. E poi, e qui mi fermo perché ci sarebbe un capitolo a parte da aprire, e poi con ogni improbabilità, io propendo a dire di sì, insomma, visto che ci sono tante testimonianze, la Sacra Sindone. Anche la Sacra Sindone, perché la Sindone rimase per diversi secoli a Gerusalemme, poi venne trasferita a Edessa, poi giunse a Costantinopoli, e proprio in occasione della Quarta Crociata da Costantinopoli probabilmente passò ad Atene, che fu un territorio consegnato a uno dei crociati, a questo Ottone della Roche, e da Atene, però crociata, passò in Francia, prima nella regione della Champagne, e poi nel 1430-1450, insomma verso la metà del 1400, ceduta ai Savoia, che la porteranno a Torino e che negli anni 90 poi la regaleranno alla Santa Sede. Sì. Ecco, sono tutti postumi della Quarta Crociata. Nessuno di questi fu previsto, nessuno dei protagonisti mai avrebbe potuto prospettare che sarebbe crollato l'impero d'Oriente, almeno per 60 anni, e sarebbe nato l'impero latino d'Oriente fino al 1200. Pronto Alberto, Ecco, mi sente? Eccoci qua. sono qua, certo, Ecco, sì, no, sì, perché sì, ecco. la pubblicità insomma è piombata Sì. e quindi non siamo riusciti appunto a completare il discorso.